La scena è quella purtroppo già vista altre volte a bordo dei treni del Veneto, una gang di ragazzi esagitati che semina il terrore tra i passeggeri con minacce, spintoni, urla, sbattendo porte, correndo tra i vagoni con atteggiamento sprezzante e strafottente nei confronti di chiunque si trovi nelle vicinanze. Violenti e menefreghisti, visto che anche quando un anziano al loro passaggio viene spinto e cade a terra ferito, non si fermano a soccorrerlo. È accaduto sabato sera alla stazione di Conegliano. La gang di giovani, tra loro anche una ragazza di 18 anni, viene notata dagli agenti della Polfer di Udine in servizio di scorta al treno regionale Udine-Mestre delle 21. I poliziotti intervengono subito, bloccano i ragazzi, tutti peraltro senza biglietto, li fanno scendere. Sono 11 nel parapiglia sul binario, 4 riescono a scappare, 7 vengono bloccati ed identificati grazie anche al tempestivo intervento di un'altra pattuglia del commissariato di Conegliano. Si tratta di giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni, tutti stranieri di varie nazionalità, molti con precedenti, compresa l'unica ragazza del gruppo che ha una sfilza di reati ed episodi di bullismo alle spalle. I giovani sono stati denunciati per vari reati, compresa l'omissione di soccorso, dato che nessuno di loro si era premurato di aiutare l'anziano spinto e caduto a terra. L'uomo, nel frattempo soccorso da una passeggera, è stato portato al pronto soccorso e medicato. La prognosi è di 5 giorni. Ora sono in corso le indagini per arrivare all'identificazione dei 4 giovani che sono riusciti a scappare.